lancia un appello ai sessantenni: aderite alla vaccinazione e fate presto. Quando si aprirà alle generazioni più giovani sarà difficile trovare spazio. L'origine del virus, la diffusione e la pericolosità delle varianti. Da Marghera il presidente dell'AIFA Giorgio Palù parla del Covid e interviene sul caso Crisanti, test rapidi fondamentali per la gestione della pandemia. Non esiste un caso Veneto. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione Francesca Russo risponde alle polemiche sull'incidenza del Covid in regione. Grandi navi, il decreto trasporti passa alla Camera senza modifiche, verrà licenziato martedì o mercoledì in aula senza emendamenti, ha dichiarato il relatore in Commissione Trasporti. Dopo quanto dichiarato dalle imprese del Mose la scorsa settimana, anche l'ingegner Cecconi lancia un messaggio al governo perché intervenga quanto prima. Un'interrogazione in comune per salvare un antico squero di Castello che potrebbe diventare un esempio di rilancio dell'artigianato a Venezia. L'ha presentata il consigliere comunale Giuseppe Saccà. Un convitto e un centro per la tutela dei minori in un'area che ne è priva. È la missione del Patriarcato di Venezia in Kenya, dove è stata fondata la parrocchia di San Marco Evangelista. Buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3 e dunque partiamo dalla campagna di vaccinazione perché come nelle altre ULSS del Veneto oggi anche l'ULSS 3 ha lanciato un appello diretto ai sessantenni: aderite alla vaccinazione e fate presto, dicono dalla direzione, quando si aprirà alle generazioni più giovani sarà difficile trovare spazio. Dovendo dare una risposta anche alle altre persone che premono per essere vaccinati, l'invito che faccio agli over 60 è prenotatevi, usate a pieno questa opportunità che vi viene offerta, avete ancora alcuni giorni, avete ancora dei posti per poter esprimere questa opportunità, questo gesto di questo diritto per sé e questo dovere anche per gli altri. L'ULSS 3 si appella dunque agli ultrasessantenni perché non attendano oltre, ora che è il loro turno, mentre la campagna vaccinale prosegue spedita. Arrivare a vaccinare i cinquantenni, poi i quarantenni, significa andare a incidere su chi è più attivo nel contesto produttivo. Ecco perché è urgente completare la vaccinazione della classe 60-70 anni. Un altro appello alla popolazione arriva poi dai medici di base. È stata data per tutti quanti gli assistiti di potersi prenotare direttamente tramite lo stesso sito aziendale, esattamente come per gli altri hub, anche dal proprio medico di medicina generale, approfittando del fatto che in questo caso ovviamente tutto l'aspetto di valutazione del tipo di vaccino, di valutazione degli aspetti anamnestici, delle patologie che il paziente ha, è automaticamente fatto dal medico che detiene la cartella clinica e soprattutto la conoscenza del paziente. Mentre i dati dell'ULSS 3 attualmente sono tra i migliori della regione. Con una buona fornitura di vaccino e l'organizzazione che si è messa a regime sia del Pala Expo che degli altri hub che abbiamo a Milano, Dolo, Chioggia e a Venezia, riusciamo a dare una buona risposta alla nostra popolazione, quindi abbiamo una eccellente copertura sugli over 80, molto buona tra i 70 e i 79, resta ovviamente l'appello tra i 60 e i 69 di iscriversi. Al punto stampa della regione oggi è stato invitato il presidente dell'AIFA Giorgio Palù. Molti i temi affrontati: l'origine del virus, diffusione e pericolosità delle varianti, il vaccino italiano e poi il passaggio che si inserisce nel caso Crisanti, test rapidi. Secondo Palù sono stati fondamentali per la gestione della pandemia. Sapete qual è il periodo medio o il tempo medio per una diagnosi molecolare in Italia? 4 giorni per attendere una risposta o per dare una risposta. Voi capite l'importanza o quanto siano evoluti adesso i test antigenici rapidi. Arriva dopo 1 ora e 20 di Lectio Magistralis sul virus SARS-CoV-2 l'intervento dell'ex direttore del Dipartimento di Microbiologia di Padova, ora direttore AIFA Giorgio Palù, sui test rapidi e sulla loro importanza. Il primo antagonista di Andrea Crisanti fu lui, ricorderete, a definirlo zanzarologo alle prime battute dell'epidemia, il maestro contro l'allievo. Palù specifica come i tamponi rapidi siano stati imprescindibili per il tracciamento e la gestione dell'epidemia. In determinate coorti o spazio-tempo, una scuola, un aeroporto,
sono l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per poter intervenire. Non risparmia il virologo padovano altre stoccate nel corso del suo intervento, mettendo in discussione anche l'infallibilità dei test molecolari. Vi ricordo che questo test, che oggi definiamo il test di riferimento, in realtà non è nato come gold standard, perché è nato su una sequenza pubblicata, non su un virus purificato. Poi il passaggio sul silenzio della Cina. I lavori che erano stati sottomessi a pubblicazione li hanno ritirati, non ci dicono nulla, non potremmo mai dire se è naturale o artificiale, perché non troveremo la prova, però non abbiamo trovato né un ospite intermedio, né abbiamo spiegato perché non infetta più il pipistrello questo virus. Non sappiamo quanto durerà questa pandemia, ha detto, non conosciamo la sorgente, ma studiando le varianti stiamo monitorando il virus e la risposta resta il vaccino. Col nuovo vaccino con le varianti ci protegge tranquillamente, quindi un boost sicuramente se lo faremo con un vaccino modificato rispetto a quelle che sono le varianti circolanti e magari un terzo boost lo faremo con un vaccino cinese ucciso perché ci protegge da tutte le altre proteine con immunità cellulare. Palù racconta dell'ultimo studio che conferma la validità dei vaccini attualmente in somministrazione contro la variante inglese, oggi diffusa per oltre il 91% dei casi. Marginale la diffusione delle altre due, indiana e brasiliana. La variante nigeriana è la più contagiosa, ma non vi è correlazione ad oggi con una maggior mortalità. Nessuna speranza invece per Reitera, il vaccino italiano. Reitera, ahimè, non è arrivata neanche alla fase 2, è un'altra battaglia che sto portando avanti a Roma, è quella di far venire qui la tecnologia dell'mRNA, cioè noi siamo la prima, industria farmaceutica d'Europa. Non esiste un caso Veneto. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Francesca Russo, risponde alle polemiche sull'incidenza del Covid in regione. Io non credo che esista un caso Veneto. In ogni regione ci sarà il caso tipico di ogni regione. E poi insomma ognuno con le proprie peculiarità che non sono sempre controllate dalle persone, perché il virus si fa controllare fino a un certo punto. La vaccinazione sì, quella può cambiare e modificare quello che può essere l'andamento epidemiologico sicuramente. Nella pandemia che ha colpito il nostro paese come il resto del mondo non esiste un caso Veneto. Lo precisa subito Francesca Russo, direttore del Dipartimento Prevenzione della Regione, in prima linea contro il coronavirus dalla sua prima comparsa nel febbraio del 2020. Io faccio il mio lavoro, porto avanti quelli che sono i piani di sanità pubblica in linea con le indicazioni ministeriali e non mi permetto di valutare il lavoro degli altri. E quindi abbiamo adeguato le misure a quello che era lo scenario epidemiologico, così come deve essere fatto in sanità pubblica. I dati dei decessi non possono essere spezzettati per periodi, ma vanno conteggiati nella loro interezza. E il Veneto è all'8° posto in Italia per incidenza di mortalità ogni 100.000 abitanti, la situazione migliore del nord Italia. L'infezione ha interessato un elevato numero di soggetti e quindi i soggetti che erano più fragili o per età o per patologie non sono riusciti a superare la malattia, ma questa non è una caratteristica del Veneto, questa è una caratteristica dell'andamento della mortalità in tutti i posti dove c'è un'alta incidenza. Lasciamo la pagina del Covid, parliamo di grandi navi. Il decreto trasporti passa alla Camera senza modifiche, verrà licenziato martedì o mercoledì in aula senza emendamenti, ha dichiarato il relatore in Commissione Trasporti. C'è l'intesa tra i gruppi di maggioranza alla Camera e il Governo per approvare definitivamente, senza modifiche, la conversione del decreto trasporti sulle grandi navi. Il relatore dem del testo in Commissione Trasporti, Gariglio, spiega di aver incontrato il Governo come maggioranza e trovato un accordo dopo che la maggior parte degli emendamenti presentati sono stati dichiarati inammissibili. Il decreto, continua Gariglio, verrà licenziato martedì o mercoledì in aula senza emendamenti. Il governo si fa carico di recepire in un nuovo testo normativo un nuovo decreto legge, le questioni aperte e urgenti sui trasporti, mentre sulle grandi navi prosegue non si tocca nulla. Il disegno di legge, già passato al Senato, prevede che l'autorità portuale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore, proceda a organizzare un concorso di idee per elaborare proposte di fattibilità tecnica ed economica per realizzare e gestire punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna, utilizzabili dalle navi da crociera oltre le 40.000 tonnellate.
mentre le navi, anche quelle superiori alle 40.000 tonnellate che passeranno per San Marco e attraverso il canale della Giudecca, nell'imminente avvio della stagione crocieristica raggiungeranno la Marittima. Dopo quanto dichiarato dalle imprese del Mose la scorsa settimana, anche l'ingegner Cecconi lancia un messaggio al governo perché intervenga quanto prima. Il clima attorno al Mose continua ad essere teso dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi dalle imprese che avanzano soldi e a cui è stato chiesto di anticiparne dal commissario liquidatore, ma soprattutto col rischio concreto che non ci sarà nessuno a sollevare le barriere nel momento in cui serviranno se non si trova al più presto un accordo. Sulla questione interviene anche Giovanni Cecconi, l'ingegnere idraulico responsabile della sala controllo prima del commissariamento del Mose. Effettivamente, secondo lo statuto, se c'è un debito dovrebbero contribuire le imprese, ma mi sembra estremamente indecoroso chiedere dei soldi a chi già ne avanza e che sta fallendo e che è l'elemento portante, cioè se noi riusciremo ad avere il Mose funzionante di nuovo quest'inverno sarà grazie ai sacrifici che hanno fatto le maestranze. Senza contare, ribadiscono da ANCE, che non è facile trovare imprese in grado di svolgere lo stesso lavoro, considerata la delicatezza della laguna. La situazione è al collasso e l'appello continua ad andare allo Stato. Il governo si faccia carico assegnando i finanziamenti che sono residuali, che sono in cassa, direttamente al provveditorato e che quindi venga separato il problema dei debiti del consorzio da quelli del completamento dell'opera. Accelerando l'opera anche il consorzio se ne avvantaggerà perché ha ancora un agio del 12% che potrebbe essere aumentato al 20% in questa fase e quindi riavere i soldi dalla gestione delle opere e al tempo stesso anticipare il completamento del Mose. Ma per far questo bisogna creare un primo nucleo dell'autorità per la laguna che c'è già, è il provveditorato con nome e cognome Cinzia Zincone che può benissimo assolvere a questo ruolo conoscendo tutta la realtà della salvaguardia. 3 mesi di lavori per proteggere la Basilica di San Marco dall'acqua alta, lì dove proprio il Mose non arriva a farlo. Servono 90 giorni per realizzare la barriera in vetro che protegga la Basilica di San Marco dalle acque alte intermedie, quelle in cui il Mose non entra in funzione. Il Comitato Tecnico del Provveditorato alle Opere Pubbliche ha approvato il progetto esecutivo dell'opera e ora bisogna trovare l'impresa. Un passaggio necessario per un progetto commissionato dallo stesso provveditorato, per cui vengono stanziati 3.700.000 euro, di cui 2.200.000 euro di lavori effettivi. I tempi brevi sono fondamentali perché poi la Basilica sia all'asciutto, obiettivo di tutti, in particolare della Procuratoria di San Marco che da anni denuncia i danni devastanti dell'acqua salmastra. I lavori rientrano tra gli interventi di salvaguardia affidati al concessionario, il Consorzio Venezia Nuova. Un'interrogazione in comune per salvare un antico squaro di Castello che potrebbe diventare un esempio di rilancio dell'artigianato a Venezia. L'ha presentata il consigliere comunale Saccà. All'epoca della Serenissima, gli squeri, i tipici cantieri per le imbarcazioni a remi, erano in tutta Venezia. Moltissimi a Castello, dove ora che in città gli squeri si contano sulle dita di una mano, cerca di sopravvivere quello di Sant'Isepo. Fu donato al comune nel 1878, con vincolo di usufrutto perpetuo a favore della società di mutuo soccorso Carpentieri e Calafati, un ente senza fine di lucro, le cui piccole attività di manutenzione, dopo la chiusura dell'ultimo cantiere motonautico nel 2015, non possono bastare ad evitarne il degrado. È un luogo sostanzialmente abbandonato, ma la società di mutuo soccorso ha un progetto molto bello che ha già presentato al comune per rilanciarlo e farne un luogo della tradizione e del lavoro artigianale, proprio dei mestieri tradizionali d'acqua. Ecco quindi che noi ci interroghiamo la Giunta per sapere che intenzioni ha rispetto a questo progetto e quindi se ha appunto la voglia di intervenire. Nell'interrogazione sottoscritta da tutti i consiglieri PD, Giuseppe Saccà ricorda che la nuda proprietà di questi 800 metri quadri è del comune e al comune spetterebbero quindi gli interventi di manutenzione straordinaria.
Quanto ci vorrebbe per salvare quello che alla fine è un patrimonio anche culturale identitario della città di Venezia? Allora si parla di un progetto di 1,5 milioni di euro più IVA, 2 milioni, quindi una cifra sicuramente importante, ma sappiamo benissimo che il Comune può affrontare queste spese per stralci, quindi in più anni, e comunque il Comune si può anche far promotore per trovare investitori privati o anche rispetto ad altre istituzioni. Insomma, 2 milioni di euro certo non è una cifra da poco, soprattutto in questo momento storico, ma non è una cifra introvabile, soprattutto per rilanciare un luogo del genere in questa città. Prima visita a Venezia del segretario nazionale di Più Italia, neonato partito formato tra gli altri da diversi fuoriusciti di Fratelli d'Italia, che si pone come alternativa nel centrodestra. Nonostante che porti rispetto per Fratelli d'Italia, per la Lega, Forza Italia, ma credo che non ci sia più coerenza e siano finiti anche gli ideali. Fabrizio Pignalberi è il presidente nazionale di Più Italia, un nuovo partito che si colloca nell'area di destra, fondato il 2 febbraio di quest'anno. Nato come movimento compatto federativo con Fratelli d'Italia nel 2019, Più Italia si stacca contestando le ambiguità e le contraddizioni di un centrodestra che, pur rimanendo formalmente unito, si divide tra maggioranza e opposizione nell'attuale Parlamento. Non siamo per la politica della poltrona. Giorgia Meloni, a mio avviso, l'unica leader cui gli porto rispetto, che sembrava mantenere la vera destra. Ok, a mio avviso dopo questi elementi e questi fatti è sminuita questa cosa, quindi Più Italia deve essere l'alternativa al vero centrodestra. Tra le tappe della sua prima visita in Veneto da presidente di Più Italia, Fabrizio Pignalberi ha incontrato alcuni lavoratori dell'aeroporto Marco Polo. Credo che sia una situazione scandalosa e che comunque la politica deve veramente iniziare a fare gli interessi degli italiani e della Regione Veneto. A chi vi rivolgete come Più Italia in prima battuta? Io non ho visto nessun progetto a tutela delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Un convitto e un centro per la tutela dei minori in un'area che non ne ha mai avuti. È la missione del Patriarcato di Venezia in Kenya, dove è stata fondata la parrocchia di San Marco Evangelista. Ora mi trovo davanti al nuovo edificio, i dormitori che saranno destinati alle bambine. Gli operai stanno facendo gli ultimi ritocchi del pavimento, le dipinture. Questi sono i letti che stiamo preparando nella nostra carpenteria. Un filo di solidarietà lega Venezia a Olmoran in Kenya. È la scuola parrocchiale Tumaini Academy, un centro di formazione che si sta ampliando grazie ai contributi di molti fedeli della diocesi di Venezia, ai fondi del Patriarcato e dell'8 per 1000 della Conferenza Episcopale Italiana. La comunità keniota di San Marco Evangelista è retta dal sacerdote del Patriarcato di Venezia, Don Giacomo Basso, mestrino di origine, che 13 anni fa ha sostituito un altro presbitero della diocesi, Don Giovanni Volpato. Tumaini Academy è la scuola primaria della missione di Olmoran, si trova nel villaggio di Ngarenarok ed è un villaggio, una zona in cui in precedenza non esisteva alcuna scuola. Questa scuola della missione è l'impegno della nostra comunità per la gente del nostro territorio, una offerta importante, educativa, che penso sia uno dei contributi più importanti che una missione, una comunità cristiana può offrire. Il progetto di ampliamento prevede 2 dormitori con 76 posti letto ciascuno e servizi igienici e una sala polifunzionale per studio, attività integrative e incontri, che potrà essere utilizzata anche come sala da pranzo con annessa cucina e magazzino. La scuola parrocchiale sarà inoltre la prima ad offrire nell'area il servizio di convitto e di centro di tutela per minori. Il telegiornale termina qui, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Sul nostro territorio continuano a scorrere correnti occidentali che condizionano la stabilità del tempo e la giornata di venerdì 7 maggio sarà decisamente incerta. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo molto variabile, al mattino nuvolosità irregolare con cielo a tratti coperto ma anche con ampie schiarite soleggiate. Dal pomeriggio rovesci e temporali sui settori montuosi, attenzione perché localmente potrebbero scendere fin verso le aree di pianura.
Temperature stazionarie, minime tra 7 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi dappertutto al pomeriggio, alternanza di acquazzoni e spazi di sereno. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, valori massimi oscillanti tra i 16 e i 17 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, anche qui giornata con intervalli asciutti, ad altri con qualche pioggia. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.